Siamo con Melissa Cohn, direttrice di Save Venice Venezia, per annunciare un importante restauro sulla crocifissione del Tintoretto nella sala dell'albergo alla Scuola Grandi di San Rocco, della durata di 2 anni. In cosa consisterà l'intervento? È un restauro molto importante perché ormai sono più di 50 anni dall'ultimo intervento, per cui c'è bisogno di pulire il quadro e anche esaminare la condizione generale. C'è un lato di ricerca dove si può vedere come lavorava Tintoretto, però anche molto importante pulire il quadro e togliere tutti i vernici che sono alterati, che stanno cambiando i colori di Tintoretto. Cosa importante, il cantiere resterà aperto. Certo, questo ci tenevamo tanto, che il cantiere è visibile, perché per la Scuola Grandi di San Rocco è molto importante questa sala, per cui i turisti, i visitatori possono entrare in sala dell'albergo, vedere i punteggi, vedere i lavori e proviamo a tenerli anche aggiornati con il monitor, con immagini di restauro e spiegazione. Per cui diventerà un cantiere anche didattica, dove uno può imparare cosa vuol dire un restauro e anche imparare come lavorava Tintoretto. Grazie.